Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apertura e buona parte del TG dedicati al maltempo che ha flagellato in questi ultimi giorni il Varesotto. Pioggia e vento forte hanno provocato danni in varie zone della provincia, soprattutto nelle ultime 24 ore. Il servizio è di Pasquale Martinoli. Sprazzi di sole da questo pomeriggio, ma la giornata di Pasquetta si era aperta con un clima infernale. Una tromba d'aria che si è abbattuta dalle 4 di notte fino all'alba su Varese e sull'Alto Varesotto, provocando pesanti danni e disagi. Alberi abbattuti, allagamenti, una piccola frana ad Umenza. In totale i vigili del fuoco hanno collezionato 40 interventi in 3 ore, che si sommano alla cinquantina di ieri, tra cui a mezzanotte il recupero di una barca nel lago Maggiore che stava affondando e l'opera di messa in sicurezza del torrente Viganella a Leggiuno che ha invaso il cantiere del viadotto ferroviario. Insomma, giorni di allerta continua. Ancora maltempo. Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco hanno segnalato una forte perturbazione nella zona del Luinese con conseguenti danni. Tra questi una voragine si è aperta a Luino e una frana è caduta a Cremenaga. Intanto le piogge copiose hanno fatto ulteriormente alzare le acque dei nostri laghi. Pasquale Martinoli ha fatto un sopralluogo alla Schiranna. Vediamo la situazione. Ecco, siamo alla Schiranna, in riva al lago di Varese, come vedete diluvia. Quella che vedete lì è la tribuna allestita per il campionato mondiale di canottaggio che ci sarà dal 12 al 14 aprile. Come vedete affonda nell'acqua perché il livello del lago si è alzato, ha raggiunto i 238,85 centimetri sopra il livello del mare, che è una soglia, un livello superiore a quello di piena. Questo è il pontile che sovrasta il lago qua a riva e che collega la zona del Lido a quella del Parco Zanzi. Guardate il livello dell'acqua dove è arrivato praticamente a sfiorare la pedana di camminamento. Ecco, questa è un'altra immagine suggestiva. Guardate l'acqua dove è arrivata, praticamente quello è il Parco Zanzi, il polmone verde in riva al lago di Varese. Quella è una pianta normalmente raggiungibile a piedi e con della terra intorno. Guardate com'è praticamente inabissata. E parliamo ancora del lago di Varese. La passerella sul bacino a Gavirate è andata praticamente distrutta, sempre a causa del maltempo. Il servizio è di Luca Spriano, con le immagini girate nel pomeriggio di oggi da Matteo Canevari dell'agenzia Blitz. La furia del maltempo che sta flagellando la provincia di Varese non ha risparmiato Gavirate. Qui è andata praticamente distrutta la passerella sul lago davanti al Lido, come testimoniano le immagini girate oggi pomeriggio da Matteo Canevari di agenzia Blitz. La struttura, almeno parzialmente, è stata fatta quasi a pezzi, per metà è sott'acqua, alcune parti si sono staccate e galleggiano isolate. La passerella è ovviamente inagibile e ancora da quantificare con precisione l'entità dei danni. L'innalzamento delle acque non ha riguardato naturalmente solo il lago di Varese e ormai al limite anche il Ceresio. Le piogge abbondanti infatti hanno portato una brusca impennata del suo livello. Le immagini che vedete sono state girate oggi pomeriggio sempre dall'agenzia Blitz. Esondazione possibile già in queste ore, sotto osservazione in particolare all'area di Lavena Ponte Tresa. E a chiudere l'ampia pagina dedicata al maltempo e alle ripercussioni sul territorio e sui suoi bacini, ecco la situazione del Lago Maggiore. A fare il punto è Maurizio Roberto. Il Lago Maggiore, a causa delle forti piogge, è prossimo all'esondazione. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta è aumentato di 8 cm ogni 3 ore. La situazione meteo è in via di miglioramento e questo potrebbe evitare un'esondazione completa. Il lago nelle ultime 24 ore è salito di 60 cm, superando il livello di guardia Pallanza. Si registrano forti crescite dei livelli torrenti Agonia e Terdobbio, vicino alla soglia di guardia Caltignaga. Accumuli di pioggia molto forti nel VCO e in Valsesia. Ad Arona la passeggiata bassa è totalmente sommersa, così come le spiagge del litorale. Si è registrata a Pasqua nel Borgo Menerese una grandinata e una tromba d'aria con tetti scoperchiati a Pernate.
A Lugano danni per il forte vento. E ora voltiamo pagina. Questa mattina a Busto Arsizio la tradizionale festa di Pasquetta alla Madonna in Veroncora. I trattori protagonisti. Veronica De Riu ce ne parla con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Uno dopo l'altro hanno sfilato lungo le vie di Busto Arsizio da tutta la zona della Valle Olona e dell'Alto Milanese. Sono arrivati fino alla chiesa Madonna in Veroncora questa mattina, lunedì 1 aprile di Pasquetta. Il vento, qualche goccia di pioggia e il freddo non hanno fermato l'arrivo a suon di clacson della sfilata dei 51 trattori che ha dato via alla festa tradizionale di Rione Madonna Regina. Monsignor Severino Pagani ha benedetto i trattori. Per l'amministrazione comunale erano presenti la vice sindaca Manuela Maffioni in fascia tricolore e il consigliere Paolo Geminiani. A tagliare il traguardo dei trattori per prima è stata una donna. Il prevosto, come tradizione, a un certo punto è salito su uno dei mezzi, così ha fatto anche la Maffioli. Al termine, tutti in coda per il pranzo, la tradizionale insalata e ciapi, ovvero insalata con le uova che è stata preparata per 180 persone. La festa continua con tutta la settimana con diversi appuntamenti, comprese cene e finale di sabato quando ci sarà la Straveroncora. Lo sport a partire dall'hockey su ghiaccio. Dopo la sconfitta nel primo atto della finale di IHL con Pergine, i mastini di Varese cercano domani in trasferta la vittoria necessaria per rimettere in parità la serie. Il servizio è di Matteo Floccari. Dopo la sconfitta di gara 1 i mastini ripartono da Pergine. Martedì sera alle 20:30 si gioca la seconda partita della serie finale di Italian Hockey League tra Varese e appunto la formazione trentina che ha vinto il primo episodio 3-2 al Palalbani con una grande rimonta nel terzo periodo, una rimonta che però non va a spegnere quello che i mastini hanno fatto, mastini che hanno giocato 40 minuti alla grande, che si sono presentati davvero in ottima condizione mentale a livello di approccio, a livello di intensità, a livello di voglia di costruire il proprio gioco. Sono stati sfortunati, un palo e una traversa hanno impedito di trovare un vantaggio maggiore rispetto all'1-0 di fine secondo periodo, vantaggio che poi è stato rimontato dal Pergine fino al 3-2 finale. Dopo l'allenamento di questa sera i mastini appunto ripartiranno per il Trentino carichi per cercare il punto del pareggio, un punto del pareggio che vuole essere agganciato dalla formazione di Cerneschi, anche grazie al fatto di avere un roster al completo con Edoardo Raimondi che torna a disposizione, oltre ovviamente a tutti gli altri compagni. Ancora sport con il Festival della Pallacanestro Giovanile nel lungo weekend pasquale a Varese e anche in provincia. Ci racconta tutto Giuseppe Sciascia. Palestre piene anche a Pasqua per l'atto conclusivo dei classici tornei giovanili di Varesini che hanno rappresentato il fulcro della nuova Varese Basket Week. Giovani leggende in versione tutta italiana per la finale 2024, il bis della Stella Azzurra Roma, trascinata dagli stranieri, l'esterno uruguaiano Curbeio e il tiratore lettone Adipurs, che ha dominato per 125-63 la sfida contro l'Orange Juan Bassano, con tanti assenti coinvolti nei raduni nazionali giovanili che hanno penalizzato anche l'Olimpia Milano, terza forza, battendo in volata l'Academy Varese, prima delle Varesine, con Federico Bottelli, giocatore di classe 2008, inserito nel quintetto ideale della manifestazione. Altro successo varesino, la vittoria del galatese Andrea Calleri nella gara delle schiacciate. In mattinata al trofeo Garbosi, una Varesina in finale con l'Under 13, il Varese Basketball di Andrea Mai ha dovuto cedere contro la Virtus Bologna, nonostante 38 punti in finale di Tommaso Badani, inserito nel quintetto ideale della manifestazione. A livello Under 14, successo dell'Olimpia Milano contro Treviso, guidata dall'ex olimpionico Denis Marconato. E ora le anticipazioni di quello che potrete trovare domani sulla Prealpina in edicola e in edizione digitale. Passo quindi la parola al collega Massimo Rovati. Si torna in edicola dopo la pausa pasquale e sul giornale di domani si tireranno le somme dei danni da maltempo di questi giorni piovosi. Fango, passerelle abbattute, laghi e corsi d'acqua che esondano. 3 pagine coordinate da Marco Raimondi per tirare le somme e sperare che il peggio sia alle spalle. Da domani torna il sole. Lo sport tiene poi banco con l'avvicinamento a gara 2 dei mastini contro Pergine dopo la sconfitta nella prima partita di finale e il rammarico della pallacanestro Varese per la sconfitta di misura contro la capolista Brescia in un palazzetto invisibilio per Red Mamba Nico Mannion. Il giornale di domani si apre con l'allarme dell'UNEBA, l'Unione delle Case di Riposo, perché con lo stop al superbonus c'è il rischio di pesanti rincari sulle rette degli utenti. Infine tutte le iniziative della Pasquetta flagellata dal maltempo, in cui resiste però
la tradizionale sfilata dei trattori alla Madonna in Veroncora di Bustarsitz. E con le anticipazioni si conclude il nostro TG. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it è domani alle 19. Buona serata.